Siamo qua con Trovatore Michele, allenatore in seconda del Montecchio. Sensazioni per la partita? Eravate lì, il primo tempo molto combattuto, nel secondo invece vi siete forse un po' persi, soprattutto nella fase difensiva. Sì, il primo tempo abbiamo tenuto la partita, però dopo il secondo tempo non ci siamo stati dietro col ritmo che hanno avuto loro, così. Però se posso spendere questi 2 minuti qua che abbiamo di intervista, lasciando stare i playoff, volevo parlare del fine del ciclo che abbiamo avuto con il nostro primo allenatore Martin Ginestar, preso 2 anni fa dal Montecchio per dare una filosofia, un gioco, una visione alle società, e penso che tutti quanti, anche i ragazzi che sono a casa, che per infortuni e varie vicissitudini possano solo ringraziare questo allenatore che ci ha portato al culmine, al secondo posto nella stagione regolare. Poi vari casini di infortuni, di defiance, non abbiamo potuto dare il 100% nei playoff, però in questi 2 anni qua è stata cambiata la testa di una società, di un gruppo, e c'è da ringraziare particolarmente questo ragazzo che ci ha dato grosse motivazioni.